più le persone mi parlano di come non si riescano a capire tra compagni, tra compagne. Sempre di più vedo che c'è difficoltà nel comprendersi tra uomini e donne e amo tantissimo questo che faccio perché sento sempre le diverse campane, tante persone di sesso maschile si aprono e mi raccontano, così come tante ragazze, tante donne. Questo è un libro che ti consiglio di leggere davvero. Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere. Parla di come abbiamo a volte dei modi totalmente diversi di intendere e vivere la realtà. Ti faccio un esempio molto semplice, tratto dal libro. Dice più o meno così: un giorno i marziani presero dei cannocchiali e si misero a esplorare l'universo. Rimasero colpiti e affascinati da un pianeta, Venere, perché c'erano delle creature stupende che lo popolavano. C'erano delle donne bellissime che provenivano da quel paese. Costruirono un'astronave o presero l'astronave e partirono alla volta del pianeta Venere. Arrivarono su Venere e si innamorarono perdutamente delle venusiane, così come le venusiane si innamorarono dei marziani. Tutto andava benissimo perché consapevoli di appartenere a due pianeti diversi. Poi a un certo punto questa consapevolezza andò nel dimenticatoio. I marziani si dimenticarono di arrivare da Marte e le venusiane si dimenticarono che i loro compagni erano comunque appartenenti a un pianeta diverso. E da lì fu il caos. Cosa significa questo? Significa che molto spesso la donna ha un modo diverso di intendere la realtà, di interpretare i vissuti, di esprimersi rispetto all'uomo. Infatti sicuramente avrei riso perché nella rete spesso ci sono dei filmati in cui si vede che la donna esprime, l'uomo è molto più pragmatico, molto più veloce, molto più breve nell'esprimere le cose. Poi ogni generalizzazione prendila come una generalizzazione e spesso si entra purtroppo in fraintendimenti. Come fare a comunicare meglio? Cos'è che ti differenzia dalla persona con cui stai vivendo, che stai frequentando? Come puoi fare a comprendere di più il suo mondo per fare in modo che poi anche lui comprenda di più il tuo? Come puoi non pretendere che tutti ragionino al tuo modo? Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, tu sei venusiano o sei marziano? E sei consapevole che venusiani e marziani hanno forse qualche differenza di fondo? A te la domanda e a te la risposta. A presto, ciao!